precedere l'arrivo di mio fratello, tanto che la sera del 23 maggio, quando le sentii suonare spiegate in strada alle 18:20, pensai che fossero le macchine della scorta che aprivano il passaggio a Giovanni. Ma nessuno suonò alla nostra porta. Il telefono, al contrario, iniziò a squillare ripetutamente. Ricevetti una telefonata strana da un'amica. Un fosco presagio mi indusse ad accendere il televisore. Mi precipitai all'ospedale civico di Palermo. Avevo una speranza, fino a quando non intravidi all'entrata Paolo Borsellino, che era arrivato prima di me. Mi venne incontro anche Alfredo Morvillo, fratello di Francesca. Paolo mi abbracciò e mi disse parole che non dimenticherò mai. È morto fra le mie braccia qualche minuto fa. 25 maggio 1992. Pioveva quel giorno a Palermo. Strano di maggio che piovesse. Paolo Borsellino mi camminava davanti, lento. Aveva la giacca verde bagnata. Eravamo scortati dai suoi agenti in quella processione che da via Roma ci condusse al Duomo di San Domenico. Che mio fratello era morto lo capii forse proprio in quel momento, quando vidi la scritta Giovanni Falcone dietro il feretro e accanto ad altre 4 bare. Fino ad allora avevo guardato la mia vita dal di fuori, come se quello che stavamo subendo non ci toccasse davvero da vicino. Urlavano, gridavano il nome di Giovanni, fischiavano contro lo Stato. Tutta la città era lì, amici e nemici, curiosi, traditori, ma anche quella parte della società civile che l'aveva amato e che non avrebbe mai potuto dimenticare. Il cardinale Pappalardo pronunciò ad alta voce le domande che nell'intimo tutti noi ci ponevamo e che sono ancora il più grande tormento per chi vuole giustizia. Chi tradì Giovanni e la sua scorta? La vedova dell'agente Schifani, Rosaria Costa, che aveva 22 anni e un bimbo di 4 mesi a casa, implorò la verità. 23 giugno. Martedì 23 giugno, un mese dopo la morte di Giovanni, Paolo Borsellino parlò nella chiesa di San Domenico davanti a 30.000 ragazzi giunti da tutta Italia per ricordarlo con un'imponente fiaccolata. Le sue parole mi sembrano la migliore commemorazione del lavoro di mio fratello. Queste le parole di Paolo. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua morte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte. Non poteva ignorare e non ignorava Giovanni Falcone l'estremo pericolo che correva, perché troppe vite di suoi compagni di lavoro e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva. Perché non era fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Perché? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato. Perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare per lui e per coloro che gli sono stati accanto in questa meravigliosa avventura. Amare Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria cui appartiene. Qui Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo
e non solo nelle tecniche di indagine, ma anche consapevole che il lavoro dei magistrati e degli inquirenti doveva porsi sulla stessa lunghezza d'onda del sentire di ognuno. La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti si abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al pozzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo d'entusiasmo mi disse: Paolo, la gente fa il tifo per noi. Questa stagione del tifo per noi sembrò durare poco, perché ben presto sopravvennero il fastidio e l'insofferenza per il prezzo che la lotta alla mafia, la lotta al male costringeva la cittadinanza a pagare. Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini, insofferenza a una lotta d'amore che costava però a ciascuno non certo i terribili sacrifici di Falcone, ma la rinuncia a tanti piccoli o grandi vantaggi, a tante piccole o grandi comodi abitudini, a tante minime o inconsistenti situazioni fondate sull'indifferenza, sull'omertà o sulla complicità. Insofferenza che finì per provocare e ottenere purtroppo provvedimenti legislativi che, fondati su un'ubriacatura di garantismo, ostacolarono gravemente la repressione di Cosa Nostra e fornirono un alibi a chi dolorosamente e colposamente di lotta alla mafia non ha mai voluto occuparsi. E in questa situazione Falcone andò via da Palermo, non fuggì, tentò di ricreare altrove da più vasta prospettiva le condizioni ottimali per il suo lavoro, per poter continuare a dare, per poter continuare ad amare. Venne accusato di essersi avvicinato troppo al potere politico. Menzogna! Qualche mese di lavoro in un ministero non può far dimenticare il lavoro di 10 anni e Falcone lavorò incessantemente per rientrare in magistratura, per fare il magistrato, indipendente come lo era sempre stato, mentre si parlava male di lui, con vergogna di quelli che hanno malignato sulla sua buona condotta. Muore. E tutti si accorgono di quale dimensione ha questa perdita. Anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato, hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne, è vivo nello spirito, come la fede ci insegna. Le nostre coscienze, se non si sono svegliate, devono svegliarsi. La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio, dal sacrificio della sua donna, dal sacrificio della sua scorta. Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro. Occorre dare un senso alla morte di Giovanni, alla morte della dolcissima Francesca, alla morte dei valorosi uomini della scorta. Sono morti per tutti noi, per gli ingiusti. Abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso i benefici che potremmo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule dei tribunali, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano più innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo intero che Falcone è vivo.